so che non sei un amante delle interviste. Ah vabbè, comunque te la meriti e ve la meritate perché è stata una signora partita, direi che avete affrontato, io dicevo in telecronaca che avete affrontato il Caerini senza timori reverenziali, giustamente. Sì, la squadra sta facendo bene, abbiamo un bel gruppo, si stanno allenando bene, con voglia, volontà, con sacrificio. Loro sono comunque una bella squadra, però alla fine noi abbiamo un obiettivo, dobbiamo centrarlo e paura di nessuno e rispetto per tutti. Ma questo obiettivo cos'è? La salvezza, mi direi. Sì, 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 salvezza il primo possibile, cerchiamo di farla la più tranquillamente possibile, poi quel che succede, succede. Oggi è successo di tutto perché nessuno si aspettava. Io in telecronaca ho detto beccare il gol di Mognon sarebbe una beffa perché tutti lo conoscevano e arriva Mognon e l'ha segnato. È il classico gol dell'ex. Però poi mi sono piaciuti anche la coppia Udab-Rigato che hanno tenuto botta molto molto bene. Sì, sì, no, siamo contenti perché, ripeto, si stanno allenando bene, ma al di là di Driss, al di là di Giulio, tutta la squadra sta facendo veramente bene, anche Matte è entrato con spirito giusto, doppietta, siamo contenti. Beh, è una sorpresa perché vi hanno giudicato una sorpresa perché nessuno vi aspettava in alto lì, ma un po' l'euforia della promozione, un po' questo gioco che dicevi c'è e ci sta. Beh, quindi in bocca al lupo e buona continuazione per questo campionato che ti sarai reso conto che è difficilino. È molto diverso rispetto all'anno scorso, altri ritmi, altre fisicità, però noi Però gli uomini li avete. passiamo partita dopo partita e quel che succede, succede. Un bel cambio è stato quello di Pontin. Te Sì, lo sognerai questa cambio azzeccato. Bene, ringraziamo Bessegato, in bocca al lupo.